Buongiorno, buonasera e bentornati su Zwischen Channel News. Siamo in diretta dallo studio 5 per lo spoglio delle elezioni comunali qui nel Padovano. 10 i comuni che potevano eleggere il nuovo rappresentante, mentre uno è il comune con più di 15.000 abitanti in cui il proprio rappresentante potrà essere scelto eventualmente in 2 turni con un ballottaggio. Attualmente stanno ancora confluendo i dati sull'affluenza perché ricordiamo che i seggi si sono chiusi alle ore 23. Adesso andiamo a vedere se c'è già qualcosa. Dovrebbero esserci giunti i dati ufficiali di 7 comuni, eccoli qua, su 10, 8 in questo momento, sull'affluenza, che andiamo subito ad analizzare insieme. Poi analizzeremo anche i dati sull'affluenza della precedente tornata elettorale, sempre di comunali, di questi 10 comuni, e i dati della giornata, sempre sull'affluenza. Appena arriveranno potremo già andare a vedere anche i risultati. Logicamente ci vuole un po' più di tempo per i risultati, non dovremmo sforare oltre l'una, almeno queste sono le previsioni, ma andiamo subito a vedere, eccoci qua con la grafica, se la regia mi supporta, grazie. Abbiamo i comuni che sono andati, che sono Borgo Veneto, Casalserugo, Codevigo, Galzignano Terme, Masera di Padova, Megliadino San Vitale, Mestrino, Piove di Sacco, Solesino, Villanova di Campo San Piero. Questi erano i 10 comuni che andavano al voto. Allora, per la prima volta andava al voto Borgo Veneto, il comune nato, come sapete, nella scorsa tornata elettorale nella quale c'erano anche le elezioni politiche. È un comune di fusione tra Saletto, Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d'Adige. Quindi era al primo voto, infatti vedrete qui nei dati che la precedente non esiste. Ecco, non è un errore del ministero, semplicemente non c'è un precedente perché è un comune nuovo. Borgo Veneto, ecco, Megliadino San Vitale invece era il quarto che doveva entrare a far parte dell'unione, e nel quale invece è caduto il sindaco, si è deposto perché non è passato lì la proposta per l'unione. Adesso andiamo a vedere un attimo, nel frattempo che ci arrivano le percentuali definitive anche alle ore 23, che mancano di 2 comuni, ci mancano a Casalserugo e a Maserà. Quindi nel frattempo andiamo a vedere quelle della giornata. Diciamo abbastanza positive ma non troppo. C'è un calo sicuramente di votanti significativo, probabilmente è dovuto alla bella giornata di sole che abbiamo avuto. Infatti vediamo che in generale alle 23 della precedente tornata avevano votato il 65 e 69% degli aventi diritto al voto, mentre questa volta, almeno per il momento, logicamente mancano 2 comuni, ma la percentuale non dovrebbe muoversi di molto, il 59 e 68, quindi c'è stato un abbassamento, almeno per quanto riguarda l'ultimo tratto, quindi quello dalle 19 alle 23 e conseguentemente tutta la rilevazione. Mentre nel resto della giornata, ovvero fino alle 12, si era avuto un aumento di votanti, perché nelle precedenti tornate era stato del 14,32, in questa tornata addirittura al 20,39, quindi un aumento. Probabilmente, appunto, io sto parlando rispetto alla giornata che era oggi, una bella giornata, una giornata di sole, una domenica soleggiata, quindi è possibile che le persone dei comuni coinvolti siano andati al mare e quindi abbiano votato o prima
o dopo, in questo caso poco dopo o molto prima probabilmente. Per quanto riguarda la fascia dalle 12 alle 19 è pressappoco simile con un aumento alla fascia precedente avevamo un dato del 39,72 e in questa tornata del 42,94. Attendiamo, vediamo se sono giunti gli ultimi due comuni che stiamo attendendo in questo momento. È arrivato uno, devo capire, non è Casalserugo, quindi di conseguenza era Maserà. Li andremo comunque a leggere nel dettaglio tutti più tardi, in modo che poi avremo anche un quadro abbastanza definitivo da poter commentare. Abbiamo commentato le rilevazioni generiche, tanto vediamo se ci sono, visto che siamo in diretta noi su Twitter, su Facebook, su Instagram, se non sbaglio, mi fanno cenno di sì, grazie. Se ci sono dei commenti, perché qui non abbiamo i messaggi, non abbiamo la messaggistica, ricordiamo che per questa tornata non siamo in diretta su Zwischenberg Channel Premium, perché poveretti, sì, ma sono piccoli comuni, quindi se la regia mi passa i commenti, mi passi i commenti, grazie. Vediamo se c'è già qualcosa da commentare con voi, ecco. Nel frattempo, appunto, che aspettiamo i dati definitivi e anche di sapere i 9 per il momento nuovi sindaci. Il 10°, ovvero Piove di Sacco, vediamo, le percentuali non mi parevano qualcosa di schiacciante. Vediamo un attimo. Piove di Sacco, ve lo faccio vedere anche a voi, regia, ok, grazie. Piove di Sacco ha una percentuale del 61,44. La vedete? No, non la vedete perché c'è il simbolo, è questa qui, eccola qua, 61,44. Non è una percentuale superiore al 50. Ora bisognerà vedere qualora il candidato avesse raggiunto il quorum necessario per i comuni con più di 15.000 abitanti per passare al primo turno. Ricordiamo che a Pieve di Sacco c'erano 3 possibili candidati, mentre 5 Stelle non si erano presentati per un problema di simbolo. Ci dicono che ci sono dei messaggi, me li fate comparire, grazie, che io sono un po' in difficoltà. Dove devo guardare io? Grazie. Ok. Ciao, come va? Tutto bene, grazie. Stiamo aspettando i risultati. Speriamo di non fare notte, come appunto nelle elezioni americane. Per chi ha seguito la maratona delle elezioni americane, siamo arrivati alle 9 del mattino successivo, partendo alle 11. Ecco, quella è stata una maratona decisamente struggente. Vediamo intanto se è arrivato l'ultimo comune, che mi pareva fosse, ma non vorrei sbagliarmi, Casalserugo era. Casalserugo ci manca ancora? Sì, manca ancora Casalserugo. Vabbè, intanto cominciamo ad analizzare i dati della giornata, perché altrimenti qui andiamo per le lunghe, presumo, anche perché sugli scrutini non dovrebbero esserci ancora risultati. È presto effettivamente. Poi magari andremo a fare un salto anche sui vari comuni del Veneto, così per un focus più completo. Per quanto riguarda gli scrutini, ci danno 0% su tutte le sezioni di tutti i comuni, quindi
non è ancora partito lo scrutinio. Ricordiamo che in questa regione lo scrutinio avviene appena finita la tornata elettorale, quindi alle 23, mentre in altre regioni d'Italia a statuto speciale no. Bene, andiamo dunque a commentare i risultati le percentuali di voto, scusate, che ci sono state durante la giornata. Ricordo per l'ennesima volta una giornata di sole e che quindi probabilmente non ha invitato l'elettorato a votare, ma più ad emigrare. Ecco, la regia ci aiuta. Iniziamo subito da Borgo Veneto. Ecco, Borgo Veneto, il neonato comune, ha registrato una percentuale che non ha i precedenti, perché logicamente essendo un comune neonato non può avere dei precedenti. Comunque una percentuale di votanti simile, per quello che vedo sotto, come vedete i dati. Io sto parlando di Borgo Veneto, che voi vedete vicino alla mia faccia, adesso lo evidenzio, eccoli qui. Borgo Veneto ha avuto dei dati quasi simili, quasi, a Casalserugo, che gli sta sotto. Borgo Veneto adesso è diventato un comune abbastanza cicciotto, nutrito di persone, quindi raggruppa 3 comuni attualmente. Potrebbe essere letto come un cattivo risultato elettorale, diciamo, perché avere sulla prima tornata, quindi diciamo che non avendo precedenti devono avere per forza un sindaco, altrimenti andrebbero cioè malora, diciamo non mi vengono le parole, ecco. Comunque non sono dei buoni risultati, ecco. Ci sarebbe stato necessario avere la percentuale di voto come quella del referendum, appunto, per diventare Borgo Veneto, mentre giustificati in questo caso i voti di Megliadino San Vitale, che tuttavia, vedendoli, che li vedete qui in basso, sono quasi somiglianti a Borgo Veneto per intero. Io due o tre pensieri ce li farei, soprattutto su come è stato costituito. Forse c'è stato un errore, almeno sull'elettorato o su come è stata fatta la campagna elettorale. Bene, andiamo a Casalserugo, non c'è pervenuto. Andiamo a Codevigo. Codevigo ha avuto un Codevigo, eccola qua. Ha avuto un incremento sui votanti della percentuale delle 12, nessun incremento sulla percentuale delle 19 e una diminuzione sulla percentuale complessiva, che è di 61,16. Non mi pare che ve lo faccia vedere. Chiedo alla regia se può un attimo spostare la grafica, perché c'è un problemino sull'ultima cifra, non so se perché non si vede esattamente, quindi se si può sistemare ecco, grazie, posto, mi hai letto nel pensiero. Dicevamo qui 61,16 sulla complessiva, quindi ecco. Galzignano Terme ha avuto invece più o meno gli stessi risultati, ad eccezione della complessiva, che è sempre in diminuzione. Diciamo che è in diminuzione un po' dappertutto, ecco, sì, come evidenziavano i dati generali, però soprattutto nell'ultimo periodo, quindi quello che normalmente era usato come periodo di voto. Quindi quando la gente tornava a casa una volta dal mare andava a votare. Ora vediamo che non è più così, anzi si va a votare, da come ci evidenziano i dati, prima e poi si va a casa. Bene, per il momento più di commentare questi dati non si può fare, bisogna attendere un pelettino, che ci arrivino i dati degli scrutini. Quindi io direi
un attimo di pubblicità e poi torniamo assieme. Brevissima, un minuto, tempo di riformarci, cambiare le idee e ci rivediamo sempre qui su Zwischmar Channel. Eccoci qua, bentornati, siamo tornati subito in diretta, abbiamo fatto molto presto e nel frattempo la regia ci ha preparato una tabella nazionale perché finché aspettiamo i nostri piccoli comuni del Padovano ci guardiamo un po' i dati nazionali che anche quelli possono essere interessanti. Ora non so se abbiamo il competitor numero 1 Mentana che li sta già analizzando perché non ho idea delle dirette in questo momento, ma non importa. Allora andiamo a vedere i dati nazionali, se la regia mi supporta nel farvi vedere questi dati di affluenza per il momento, perché anche a livello nazionale c'è logicamente da mettere in conto il tempo. I dati nazionali non comprendono le regioni a statuto speciale dove lo spoglio cominci successivamente. Regia, devo chiamarti ogni volta, grazie. Allora, attualmente in Italia, in complesso, sono stati analizzati 615 comuni su 623 e quindi abbiamo quasi finito lo spoglio italiano e vediamo che anche a livello italiano c'è stata comunque una diminuzione sulle percentuali complessive di votanti, mentre c'è stato un aumento durante tutta la giornata che poi non è stato supportato dall'ultima fascia, ovvero quella dalle 19 alle 23. Questo non è stato un singolo caso locale qui nel Padovano, ma sembra sia appunto un dato consolidato nazionale. E quindi possiamo dire che oggi era una bellissima giornata, ve ne siete stati al mare fino alle 23. Avete fatto bene, cosa volete che vi dica? Allora, alle 12 aveva votato il 19,82% in Italia rispetto al 14,48% del precedente, mentre alle 19 il 44,05% rispetto al 40,03%, come vedete in sovraimpressione. Dati sono sulla striscia blu. L'ultima, appunto, il 61,15% non è supportato dal 67,22% della precedente tornata, quindi quasi 6 punti di differenza, che è una caterva, possiamo proprio dirlo. Andiamo a vedere un attimo i dati del Veneto, dov'è il Veneto, poveretto, sempre l'ultimo, e certo per ordine alfabetico. Regia, abbiamo un problema perché mi vedo i dati del Veneto coperti dal nostro simbolo. Riusciamo a togliere il simbolo dell'emittente o riusciamo a spostare la pagina, perché altrimenti non si vedono i dati del Veneto. Perfetto. Se mi togli un attimo il simbolo, lo so che è
pare una bestemmia, però che è successo? No, questo sono io. Hai sbagliato. Ah, sbagliato. Però me l'hai tolto il simboletto, vedo dalla... grazie. Adesso è tornato, però presumo che il simboletto me lo devi togliere dalle percentuali. Adesso lo vedo anch'io. Bene, possiamo commentare i dati del Veneto ora, in tutta tranquillità. Non sono arrivate tutte le sezioni, ma manca un comune e quindi abbiamo un dato quasi definitivo. In Veneto vediamo un'affluenza simile ai dati del Padovano, non proprio ricalcata, però allora abbiamo il 19,32 che aveva votato alle 12, che è più o meno la percentuale del Padovano, che si aggira sul 20,39. La percentuale delle 19, aspettate che vi evidenzio il Veneto, poveretto, grazie. La percentuale delle 19 è del 41,20, mentre la precedente era del 38,76. L'ultima, parliamo delle 23 fino alle 23, comunque la complessiva, 56,68 rispetto a 64,12. Anche qui un margine di differenza notevole. Vediamo se c'è qualche regione che sia andata in controtendenza, guardandole così ad occhio. Non mi pare che tutti i dati più o meno dicano o raccontino la stessa identica storia. Sì, confermo, più o meno tutti i dati dicono la stessa identica storia, sì. Nessuno nell'ultima fascia, quindi quella complessiva, è riuscito ad eguagliare quella precedente. C'è stato quindi un abbassamento di coloro che sono andati a votare. Bene, questo penso che sia ormai evidente alla luce del sole. Stiamo attendendo se ci sopraggiungono questi dati benedetti degli scrutini. Mi pareva che mancasse sull'affluenza anche il comune di Casalserugo, che nel frattempo è pervenuto, quindi tra un attimo andremo ad analizzarlo. C'è altro da sapere, regia? No? Commenti, robe? Posto. Benissimo, quindi andiamo a vedere decisamente gli ultimi voti, gli ultimi dati sull'affluenza di Casalserugo, che non era pervenuto, ve lo ricordiamo, finora, e quindi andiamo a Casalserugo. Casalserugo, eccola qui, ha avuto che è successo? Un 24,64 nella prima fascia, quindi quella fino alle 12, 53,27 fino alle 19, mentre la fascia complessiva 72,15. Diciamo che comunque quella di Casalserugo è una media, se non è la maggiore, quindi a Casalserugo ci sono le persone più virtuose dal punto di vista elettorale, perché 72,15 in definitiva è il dato, adesso lo sto coprendo io, è il dato migliore di voto nel Padovano. Anche loro però si sono un po' abbassati come media, perché prima avevano, la precedente complessiva era del 77,77, 7777, quindi diciamo che nonostante si siano recati alle urne meno elettori, Casalserugo è stato comunque il comune nel Padovano con il miglior risultato al voto per quanto riguarda l'affluenza. Vediamo un attimo, ad eccezione di Borgo Veneto, che come dicevo non ha precedenti, quindi non possiamo analizzarlo sotto questo punto di vista, qual è stato il peggiore rispetto alle tornate precedenti in questa tornata. Dando un rapido sguardo, il
53 di Mestrino mi pare il peggiore, eccolo qui, 53, non mi pare ce ne siano altri sotto, quindi Mestrino risulta, confermiamo, il peggior comune per quanto riguarda i votanti. Vediamo un attimo la giornata. Mestrino ha avuto un aumento fino alle ore 12, perché precedentemente aveva registrato un 14,50, mentre in questa tornata un 18,37, molto positivo. Per quanto riguarda la tornata delle 19, pressoché simile, perché era 39,75 e questa volta è stata del 38,42, mentre è caduta definitivamente la media dei votanti nell'ultima, quindi la complessiva, dalle 19 alle 23, quando si sono recati al voto solo il 53,27% degli aventi diritto al voto rispetto al 65,1%. Ecco, questo è un grande gap, è supportato, certo. Vediamo che il gap forse maggiore però ce l'ha, presumo, il comune sopra, Migliadino San Vitale, eccolo lì, che ha una distanza, come vedete, di votanti particolarmente marcata, quindi l'ultima volta si erano presentati al voto 74,26, questa tornata 59,02, veramente pochi. Probabilmente, non so, può aver inciso il progetto di continuare singolarmente come comune, o non so, magari non c'erano gli amministratori desiderati, o semplicemente, appunto, come si pensava prima, le persone sono andate al mare, ecco. Mi si vede? Si vedeva un po'. Vabbè, lasciamo perdere gli inconvenienti. Stiamo attendendo i dati, vediamo un attimo se la regia ha delle comunicazioni rispetto a chi è sul territorio. Abbiamo due dei nostri sul territorio che stanno registrando per il domani, per il telegiornale, i servizi, quindi se ci sanno dare qualche informazione utile, qualche, magari prima che appunto ci arrivino i dati ufficiali, abbiamo qualche cosa. Bene, come non detto, grazie. No, non ancora, non abbiamo niente, anche perché chissà dove sono, non lo so. Attendiamo con ansia quindi questi dati. Nel frattempo io direi che potremmo andare un attimo in pubblicità, un altro minutino, nel frattempo ci organizziamo di nuovo sul da farsi, vediamo se arrivano almeno i primi dati, e poi eventualmente andremo ad analizzare chi si era candidato appunto per questi 10 comuni nel Padovano. Ecco. Andiamo in pubblicità, un minuto, e torniamo qui su Fishmar Channel.
Eccoci tornati in diretta qui dallo studio 5 di Sfishambar Channel. È mezzanotte e 8 minuti e c'è già festa perché come sapete, oltre a questa diretta, logicamente oggi che è l'11 ce ne saranno molte altre che vi invito a seguire su tutte e tre le reti Sfishambar Channel Premium 1 e Premium 2, perché oggi è la festa dei 4 anni di Sfishambar Channel Padova. Allegria, che bello. Bene, nel frattempo ci stanno giungendo i dati, almeno hanno iniziato a scrutinare, questo ce lo confermano dal territorio e adesso andremo ad analizzare, perché non sono ancora pervenuti i dati, perché sto agitando un telefono, non lo so, povera regia. Andremo ad analizzare intanto i dati che ci stanno pervenendo riguardo. Adesso mi è sparito tutto, regia, mi è sparito tutto, non vedo più niente. Mi date qualcosa? Una speranza? Adesso vedo qualcosa. Questi sono i dati dell'Italia che non stiamo più utilizzando, però grazie. Abbiamo ok, Borgo Veneto, abbiamo i candidati, 2 candidati per Borgo Veneto. Perdonatemi, non riesco a leggerli, quindi mi dovrò avvicinare allo schermo. Sono diventato cieco. Sigolotto Michele della lista civica Borgo Veneto 3.0 e Bordina Daniela della lista civica Uniti per Borgo Veneto. Questi i 2 candidati da scrutinare, 7 sezioni. Ricordiamo che Borgo Veneto è il nuovo comune, come recita sopra la frase comune di nuova istituzione, la fusione tra 3 comuni che era stata decretata nella precedente tornata delle politiche con un referendum. Il prossimo comune è Casalserugo, eccolo qua. La precedente elezione è del 2013, come sappiamo attualmente non era ricandidabile perché aveva finito i mandati la sindaca di Casalserugo. Abbiamo 3 candidati per Casalserugo: Sartorato Cristian, Cecchinato Matteo e Danieli Alberto. Sartorato Cristian della lista civica di Nuovo Insieme, Cecchinato Matteo della lista civica per Casalserugo e Ronchi e Daniele Alberto lista civica Casalserugo e Ronchi sì. Al momento abbiamo visto solo civiche. Andiamo avanti a Codevigo, 3 anche qui i candidati sindaco con un partito. Qui a Codevigo c'è il Movimento 5 Stelle. I candidati erano Agatea Valentina, Vessio Francesco e Mantovan Claudio. Agatea Valentina della lista civica Impegno Civico, Vessio Francesco della lista civica La Scelta e Mantovan Claudio del Movimento 5 Stelle. 6 qui le sezioni da scrutinare, anche qui la precedente elezione era del 2013, sì, perché se non ci sono stati problemi, il precedente turno elettorale è stato nel 2013. Non è così per tutti, ad esempio per Borgo Veneto non è così, e non è così, e vedremo, non è così neanche per Santa Margherita, no, aiuto, com'è che si chiamava? Migliadino San Vitale, lo sapevo, me l'avevano suggerito. Andiamo a Garzignano Terme, grazie. Garzignano Terme, 2 i candidati a sindaco, Combarti Claudio della lista civica Vivere Garzignano e Masin Riccardo della lista civica Uniti per Garzignano Terme. 4 qui le sezioni da scrutinare, quindi dovrebbe essere abbastanza facile e veloce. Ricordo, non si dovrebbe andare oltre l'una e mezza, se proprio le tiriamo lunghe, almeno per quanto riguarda
i piccoli comuni, poi per Piove di Sacco è una questione a parte, visto che sono 15.000 abitanti, possono avere anche dei tempi un attimo più lunghi. Al momento non abbiamo preparato altre grafiche, no, ok. Quindi bisognerà che le prepariamo, è una cosa molto lunga, servirà parecchia pubblicità. E vediamo se ci stanno arrivando dei dati sull'affluenza. Non è questa, non è questa, non è neanche questa. E dove sono finite? Ci sono talmente tanti. Ok, proviamo a vedere così. Lo faccio io a mano dalla mia postazione, dovrei riuscirci. Ok. Attualmente non stanno pervenendo dati ufficiali, sono ancora tutti a zero. Ricordo che quando arrivano di norma tutte su un colpo, non è una cosa progressiva normalmente. Comunque i primi a arrivare dovrebbero essere i voti di Mediadino San Vitale, che ha 2 sezioni da scrutinare, seguiti da Garzignano Terme, che ne hanno 4. Questi i comuni più piccoli, poi in successione tutti gli altri, da Casal Serugo che ne ha 5. Beh, Casal Serugo però ha 5 sezioni belle corpose, quindi magari un attimino in più se la prendono, ecco, comoda. Grazie al mio bel faccione. Non ho per il momento niente da raccontare. Se ci sono delle domande da casa o qualcosa, ricordiamo che non siamo in diretta su Switchmar Channel Premium, né su Switchmar Channel Premium 2, né tantomeno su Switchmar Channel, sono tutti programmi stasera. Siamo in diretta solo sulla parte web, e quindi invito, anche se volete, farci domande su Twitter, sì, su Facebook, oppure su YouTube, dovremmo essere anche in diretta. Le domande verranno lette con mano a mano che arrivano, ecco. Domande intelligenti, cortesemente. Sentiamo un attimo se la regia mi dà qualche aiuto per quanto riguarda i dati. Se riusciamo, logicamente non avremo dirette con i nostri inviati come accade su Switchmar Channel Premium, perché non abbiamo il satellite allineato che possa farlo. Dove sono cortesemente i nostri? Mhm. Ok, sì, va bene, non c'è problema. Bene, quindi tra poco ci daranno magari qualche indiscrezione. Ehm, Nel frattempo andremo avanti a leggere le tabelle dei candidati a sindaco, perché non le abbiamo ancora terminate. Ma prima andremo un attimo in pubblicità perché vanno preparate. Ecco, tutto qui. Bene, ci rivediamo subito dopo la pubblicità, un minuto come al solito.
Bentornati in diretta dallo studio Padova 5, tra poco anche i cammelli inizieranno a passarmi davanti, non potete capire che caldo, e siamo qui con lo speciale delle amministrative su Swishambar Channel Web, solo la parte web, e stiamo andando a leggere per il momento i candidati alla poltrona di sindaco per i comuni del Padovano. Attualmente non sono ancora giunti i dati ufficiali sullo scrutinio finale. Un solo comune può andare al ballottaggio, Piove di Sacco, perché ha più di 15.000 abitanti e probabilmente anche ci andrà. Ecco, piccolo spoiler. Bene, andiamo avanti. Eravamo arrivati a parlare di Galzignano Terme, se non erro, appunto. Quindi il prossimo, se la regia mi supporta, è Maserà. Anche questo un comune che non andava al voto dal 2013, quindi ha concluso normalmente il mandato. Eccolo qui, grazie. Il mandato, 3 i candidati a sindaco. Benettollo Alessandro con la lista civica con i cittadini per Maserà Bertipaglia, Callocchio Filippo del Movimento 5 Stelle e Volponi Gabriele della lista civica Uniti per Maserà e Bertipaglia. Ecco, gli elettori sono 7.316 a Maserà e ci sono 9 sezioni. Andiamo avanti con il prossimo comune, che dovrebbe essere Megliadino San Vitale. Megliadino San Vitale, come vi dicevo, non ha terminato. No, che è successo? Non è pronto? Cosa è successo? Megliadino San Vitale, per favore, grazie. Megliadino San Vitale, la precedente elezione del 2014. Cosa che non va, non mi torna, vabbè, adesso chiederò ausilio alla regia. Intanto leggiamo i candidati sindaci, sono 3. Mussolin Massimo della lista civica Uniti per Megliadino, Mizzon Silvia della lista civica per Megliadino Civica Vitale e Danese Samuele lista civica Dignità e Rispetto. In questo comune, che è quello che ha votato no alla fusione dei 4 comuni, ci sono 1.635 elettori e 2 sezioni. Dovrebbe essere il primo a giungerci, quindi lo aspettiamo particolarmente. Poi andiamo a Mestrino, eccolo qui. Anche qui l'amministrazione è andata normalmente, non ci sono stati commissariamenti che mi risulti. 9 le sezioni da scrutinare e 3 i candidati a sindaco: Provenzano Manuela del Movimento 5 Stelle, Agostini Marco della lista civica per Mestrino e Bano Barbara della lista civica Fare Comune. Vediamo che il Movimento 5 Stelle, dove ha ricevuto il simbolo, è l'unico partito di grandi dimensioni presente nei nostri comuni che analizziamo oggi. Tutti i comuni piccoletti, però è un risultato, ecco, avere in questi comuni un partito di grandi dimensioni. Questa era Mestrino e adesso andiamo al grande comune, ovvero Piove di Sacco. Qui abbiamo anche più liste a sostegno dello stesso personaggio. Ecco, sarà l'unica volta, se non erro, dove lo vedremo questo tipo di schermata, perché Piove di Sacco, essendo un comune un pelletto più grande, 15.646 se non erro gli elettori possibili, ecco qui c'è già po' più da prendere. È l'unico comune che può andare al ballottaggio, come avevo detto. 20 le sezioni da scrutinare. Tardivello Chiara Patrizia corre con Rifondazione Comunista solamente, ecco, è l'unica, mi pare, che non sia sostenuta da più liste,
se non erro, se non vado errato, esatto. Recaldin Andrea è sostenuto da Fratelli d'Italia e Civica, da Lega e da Forza Italia, ed è per il centro-destra. Mentre per quanto riguarda Gianella Davide, che è l'uscente, abbiamo la lista civica, piove civica, lista civica, lista per corte, e lista civica piove democratica. Ecco, Gianella Davide è il sindaco uscente, può fare un bis di mandato, vedremo se si riconfermerà alla poltrona di Piove di Sacco. Ricordiamo che è l'unico comune, per chi non l'avesse capito, che può andare al ballottaggio. Eventualmente ci riaggiorneremo per il ballottaggio di Piove di Sacco. In caso, se fosse, visto che è solo Piove di Sacco, potremmo anche pensare di fare una diretta direttamente da Piove di Sacco, no regia? Andiamo avanti. Dopo Piove di Sacco, penultimo comune che andiamo ad analizzare è Solesino, e qui abbiamo parecchi candidati, vedo 1, 2, 3, 4 candidati, se ce ne sono di più. Ok, 5.734 gli elettori qui a Solesino, 7 le sezioni da scrutinare, anche qui nessun problema per quanto riguarda il mandato precedente. Ventani Elvi della lista civica Insieme per Solesino, Fusaro Nicola lista civica Solesino E, Bardonazzo Sandro lista civica Nuovi Orizzonti per Solesino e Arteselle, e Vanzetto Luigino lista civica Solesino Paese Nostro. Ecco, questi sono i 4 candidati per Solesino. Andiamo all'ultimo comune che prendiamo in considerazione questa sera del Padovano, Villanova di Campo San Piero. Eccolo qui, 4.907 gli elettori che si dovevano esprimere, 5 le sezioni da scrutinare e 3 i candidati alla poltrona di sindaco. Bottaro Cristian della lista civica Rinnoviamo Villanova, Marcato Chiara lista civica Villanova sei tu, e Bettini Dennis della Lega. Bene, abbiamo quindi un partito, sì, giusto, ogni tanto sbaglio perché cerco Nord, non capisco, infatti dopo che ha cambiato nome ogni tanto svampisco anch'io, non capisco se sia una civica o semplicemente no, è la Lega che ha cambiato nome. Bene, quindi anche qui c'è un partito di grandi dimensioni. Ecco, questi erano i comuni che sono al voto, 10. Attendiamo e vediamo un attimo se è pervenuto qualche sezione da qualche comune, così andare ad analizzare un paio di dati. No, verosimilmente le sezioni parziali arriveranno da Piove di Sacco, tutti gli altri comuni probabilmente manderanno già direttamente i dati definitivi, quindi quando arriveranno, normalmente come prassi arrivano in stock, li analizzeremo tutti assieme. Al momento non ci sono aggiornamenti, le percentuali le abbiamo già viste, potremmo rivederle tra un pochetto. Possiamo andare a vedere la situazione nazionale, se la ritroviamo, se la regia riesce a farmela vedere. Per quanto riguarda l'affluenza dovrebbero essere pervenuti tutti, no, 621 su 623, ci sono 2 comuni che qui non si fanno trovare, uno è in Calabria, l'ho appena trovato, e l'altro chi è che non ha ancora mandato, è nel Lazio. Questi 2 comuni cosa stanno facendo? Stanno dormendo? Spero siano di grandi dimensioni, perché sennò non hanno scusanti. Scusate che bevo, che qua appunto ci sono i cammelli con le luci sparate in regia, non è esattamente fresco, poi oggi non era fresco, quindi bene, magari andiamo ad analizzare un po' di dati del Veneto sui votanti. Grazie.
Eccole qua, le schermate del Veneto. A Belluno avevamo 4 comuni al voto, 52% alle 23. Ah, Belluno è l'uno. Regia, se mi puoi aiutare, vedo che a casa vedono un po' i dati tagliuzzati, come al solito. Se riusciamo a sistemare qua, se no vedo se riesco a sistemarli io. Difficile mi è. No, ci siamo riusciti. Ok, dicevamo Belluno è in controtendenza nazionale perché invece che avere una diminuzione sui votanti, anche se lieve, ha un aumento perché nella tornata precedente avevano votato il 51,94% degli aventi diritto, mentre questa volta il 52,19%. Ebbene, per una volta abbiamo Belluno che tira su le classifiche. Normalmente non è così, ma sono contento per Belluno, ecco. Andiamo a Padova. Padova l'abbiamo analizzata finora, non vedo cosa ci sia ancora da aggiungere. 60,48 alle 23, la precedente era di 66 e 60, e 66 e 79. Andiamo a Rovigo, anche qui la precedente era di 60 e 29 alle 23, questa volta è stata di 60 e 29, la precedente era di 69,00. A Treviso, dove c'è anche il capoluogo che era al voto, la precedente era di 61,55 e questa volta è stata di 55,24. A Venezia del 63,48, mentre questa volta 55,95. A Venezia ci sono 4 comuni al voto. A Verona 6 comuni al voto, la precedente percentuale era del 68,88, questa volta del 58,41 alle 23. Vicenza, anche qui il capoluogo è al voto, del 63,70 la precedente, 55,96 questa volta alle 23. Ecco, queste sono le percentuali di voto. Poi magari sugli scrutini andremo a vedere anche come va a Treviso e a Vicenza, visto che appunto hanno i capoluoghi al voto. A Treviso votavano 9 comuni col capoluogo e a Vicenza 10 comuni col capoluogo. Non so se la regia ha da farmi leggere qualche cosa, qualche domanda ci avete scritto, non lo so. Regia, dove li trovo, se me li fate vedere? Messaggi alla diretta, no. Ok. Eccoli qua. No, decisamente questo cosa è successo non si sa. Poi andremo a vedere le beghe che si stanno scatenando. Questi messaggi non li potete scrivere perché vengono bannati automaticamente dal server. Sappiatelo, le parolacce non sono ammesse. Bene, non ci sono attualmente nuovi dati, stiamo attendendo. Verosimilmente non manca molto, almeno per quanto riguarda i comuni più piccoli, quindi sto parlando in Mediadino San Vitale, e dovremmo avere dei risultati definitivi quanto prima. Nel frattempo io andrei in pubblicità, così magari spegniamo un po' di luci, regia, perché qua sennò i troppi ci possono accompagnare solo. E noi ci rivediamo qui, sempre su Fisher Channel, subito dopo la pubblicità, tra pochi minuti.
Bentornati in diretta qui su Zwismar Channel. Allora, non ci sono ancora aggiornamenti, comunque andiamo a vedere un po', invadere il territorio delle altre regie, quindi andiamo a Treviso ad analizzare un po' i dati loro, fin tanto che appunto non arrivano i nostri dati per quanto riguarda la provincia di Padova. Dovrebbero arrivare a breve, ci hanno garantito, questo breve potrebbe essere però l'una. Speriamo di non tirarla avanti così tanto, però insomma, nel frattempo appunto andiamo a vedere i dati delle altre regie, quindi andiamo a invadere Treviso. Treviso, che ricordo aveva il capoluogo al voto. Se la regia quindi mi aiuta, cortesemente, andiamo a vedere intanto l'affluenza per quanto riguarda Treviso e i comuni che erano al voto a Treviso, sempre tenendo un occhio sul padovano, quindi se eventualmente nel padovano succedesse qualcosa, ci interrompiamo e andiamo a vedere i dati del padovano. Logicamente regia Treviso, ecco, grazie, quelli di Treviso ci mangiano vivi, ma lo sappiamo, questo è un altro discorso. Allora, Castello di Godeno era al voto, Istrana, Mareno di Piave, non lo conosco, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, San Biagio di Callalta, Treviso e Vedelago. Sì, giusto, anche Vedelago. A Treviso c'era una percentuale di votanti del 59,15 rispetto al 63,25 della precedente, quindi anche qui una diminuzione proprio nel capoluogo. Mi pare che i dati più o meno siano comunque tutti in negativo anche qui sull'affluenza, non mi pare di vederne in positivo. Me ne vogliano quelli di Treviso. Infatti qui proprio nessun dato positivo, scusate. Boh. Allora ci dicono che è arrivato un dato, quindi andiamo a capofitto a vedere questo dato nuovo. Dovrebbero essere arrivati i dati di chi era? Chi era arrivato? Ok, grazie. Codevigo è arrivato con 3 sezioni scrutinate su 6. Andiamo a vedere un attimo se la regia mi aiuta con Codevigo. Chi era Codevigo? Bravo. Ce l'abbiamo. È arrivata Codevigo. Eccola qua. Regia, transizione per il primo comune parziale con i risultati. Eccoci qua. Siamo a Codevigo, 5.220 gli abitanti, gli elettori che potevano esprimere, non gli abitanti, scusate, gli elettori che potevano esprimere la loro preferenza. In vantaggio attualmente c'è Vessio Francesco della lista civica La Scelta con 871 voti, quindi il 56,55%. E in seconda posizione abbiamo il Movimento 5 Stelle con Mantovan Claudio, mentre terza Agata Valentina della lista civica Impegno Civico. Per lei 311 voti, 20 e 19. Non è un grande scarto dal secondo che è a 23 e 24 con 358 voti, mentre il primo con ancora da scrutinare 3 sezioni difficilmente potrebbe essere spodestato. Quindi per Codevigo attualmente il candidato sindaco vincitore potrebbe essere Vessio Francesco. Parliamo sempre con il condizionale perché sappiamo che in alcune sezioni più che in altre un candidato può vincere rispetto ad un altro. Lista civica La Scelta, mentre Movimento 5 Stelle secondo con Mantovan Claudio, terza lista civica Impegno Civico Agatea Valentina. Al momento non ci sono ancora altri dati.
Non sappiamo le liste civiche, non me lo dice più eligendo? No, o non ci sono ancora calcolate o eligendo non mi dice più se ci sono schede bianche e nulle. Vediamo un attimo se la regia mi aiuta. Mi controlli un attimo se eligendo mi dà la percentuale di schede bianche solo al finale oppure anche durante. Grazie. Silenzio telefono. Ok, non dovrebbero esserci altri dati al momento. La regia mi corregga, mi aiuti nel caso. Ecco. Quindi torniamo. I geroglifici. Garzignano. Andiamo a Garzignano perché sembra che stiano arrivando, ecco, come vi dicevo, arrivano tutti in loco, quindi stanno arrivando, bene, c'è speranza. Andiamo a Garzignano Terme, la regia mi aiuterà logicamente. Regia Garzignano, dove è finito Garzignano Terme? Ci siamo persi Garzignano? Eccolo qua. Ok, arrivato. Bene, 2 i candidati come dicevo per Garzignano, 3804 gli elettori, 4 le sezioni da scrutinare, siamo a un parziale di 2 di 4. Attualmente in netto vantaggio con l'80,46% Masin Riccardo della lista civica Uniti per Garzignano Terme. Seguire Conberti Claudio della lista civica Vivere Garzignano con 202 voti, il 19,53%. Molto grande qui il gap, difficile che venga eguagliato quindi da Conberti e che si possa vedere una rimonta significativa per Comune di Garzignano, quindi il probabile nuovo adesso dovrebbe confermarmelo, non so se a Garzignano si dovesse riconfermare o avere un nuovo sindaco, ecco, questo non lo so. Comunque il vincitore di questa tornata sarebbe Masin Riccardo. Ecco, non conosco i dettagli di tutti i comuni perché li devo ancora analizzare. Bene. Se non ci sono ce n'è altri, vediamo. Regia, ce ne sono altri in corso? No? Va bene. Allora torniamo. No, andiamo a Treviso. Treviso c'ha qualcosa. Sì, non ci rompono le scatole, vero? Se gli andiamo a vedere i dati di scrutinio a Treviso, so che la regia di Treviso è un po' delicatuccia. Ah, a Treviso gli sono arrivati quasi tutti? Che bello. A Treviso gli sono arrivati quasi tutti. Beh, grazie. Allora andiamo a Treviso, se la regia mi aiuta con le grafiche, che non vedo. C'è la grafica? Ok, abbiamo la grafica di Treviso. Sul generale abbiamo quasi tutti i comuni che hanno comunicato almeno qualcosa. Eccoli qui, questa è la lista che vede la regia. Castello di Godeno no, guarda, proprio l'unica. Istrana ne ha 6 su 8, ancora in corso. Marno di Piave, io direi di andarli a vedere intanto Treviso perché è il capoluogo, quindi perché no, la grande sfida. Treviso abbiamo Giovanni Manildo che è il sindaco attualmente che si voleva riconfermare comunque del precedente mandato, che poteva ricandidarsi per il secondo mandato. Vediamo Manildo attualmente in netto svantaggio. Vediamo solo 4 però su 77 le sezioni scrutinate, quindi andiamoci ancora molto
molto cauti, ecco perché attualmente stiamo parlando di voti, 44 voti per il primo, quindi sono pochi, ecco. A Treviso ci sono 68.725 elettori e noi stiamo guardando i dati di quanto? Di 81 votanti, ecco, quindi è poco, va bene. Però intanto vediamoli questi dati. Allora, Mario Conte, che è sostenuto dal centrodestra, quindi da Lega, lista civica Mario Conte sindaco, dalla lista civica Zaia Gentilini, da Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, dall'Unione di Centro lista Renoso, dalla lista civica Grande Treviso e da Forza Italia. Conte ha 44 voti, quindi il 54,32%. Tutto ancora si può ribaltare perché sono veramente dati, 4 sezioni su 77 sono poche, ma in 4 sezioni hanno scrutinato appena 81 persone, mi pare parecchio strano. Questi sono dati ufficiali. Strano. 4 sezioni, cos'hanno? Sezioni dei gatti? Vabbè. Andiamo a Giovanni Manildo, che è il precedente del centrosinistra, sindaco che ha governato fino ad oggi Treviso. 26 voti per lui, 32,09 la percentuale. Per lui il Partito Democratico, la lista civica Giovanni Manildo sindaco, lista civica Treviso Civica, lista civica Impegno Civile Futura, lista civica Treviso è Camolei. Bene. Terzo il Movimento 5 Stelle con 6 voti, 7,40, Lo Sappio Domenico. Della civica Treviso Unica, Caldato Maristella con 2,46, 2 voti. Caibi Said 2,46, anche lui 2 voti, Sinistra Coalizione Civica. E Conduso Carla 1 voto, il Popolo della Famiglia 1,23. Per il momento queste sono le percentuali di Treviso, poi magari, se è interessante, andremo a vedere anche quelle per quanto riguarda perché ho un telefono con cui minaccio le persone, quelle per quanto riguarda Vicenza. Mi sentite lo stesso, regia, vero? Serve che ve lo dica. A Padova ci sono delle ragguaglie a Padova, grazie. Non ci sono ragguagli a Padova, quindi non si capisce perché Padova non abbia dei ragguagli. Alzo, me l'hai appena detto che non ci sono. Ok. Ci sono dei ragguagli. Bene, che ci sono dei ragguagli per. Non li ho neanche visto. Se non mi dici per chi non c'è. Ok. A Codevigo hanno eletto il sindaco. Grazie. Allora andiamo a vederlo. Codevigo, quindi il primo risultato definitivo che ci giunge in serata. Codevigo che con l'aiuto della regia andiamo subito a raggiungere. L'avevamo analizzato prima in dati parziali. Regia, io li vedo i dati, non li vedono a casa. Grazie. Allora, come dicevamo, Vessio Francesco ha vinto, non è stato possibile colmare il gap, però attenzione perché c'è stato un cambio sotto, come si diceva, la distanza tra il secondo e il terzo non era impossibile e infatti c'è stata una manovra, ha superato, ecco, Agatea Valentina con 608 voti, il candidato del Movimento 5 Stelle Mantovan Claudio con 511, quindi qui il Movimento 5 Stelle, unico grande partito qui a Codevigo, è arrivato ultimo alle elezioni, un dato quindi negativo, però che gli consente ugualmente di avere 2 seggi in consiglio comunale.
8 i seggi per la lista civica, la scelta di Vessio Francesco, che è stato eletto con 1577 voti, e quindi è il 57,63% dei 57,63% dei votanti. 2 i seggi anche conquistati dalla lista civica Impegno Civico di Agatea Valentina, che si è fermata al 22,22 con 608 voti. Bene, questi erano i risultati definitivi per Codevigo. A Codevigo hanno votato 2829 persone, quindi il 54,19% degli aventi diritto al voto su 5220. Sono state conteggiate 93 schede non valide, 19 bianche e 0 contestate. Ok, quindi con i segni, sì. Ok, sì, perché allora hanno cambiato un attimo i dati, quindi li devo analizzare un attimo anch'io con voi per quanto riguarda il modo in cui ci scrivono come sono stati conteggiati i voti. Quindi 93 schede non valide, di cui 19 bianche, gli altri avranno probabilmente segni o cose che le hanno invalidate, nessuna comunque scheda contestata. Il dato è definitivo, quindi per Codevigo la partita è chiusa e una la possiamo archiviare. Bene, adesso ce ne mancano 9. Se ci sono degli aggiornamenti volentieri, se no passiamo a Vicenza, che anche loro so che avranno sicuramente qualcosa da dirci. Tanto riusciamo ad archiviare qui Codevigo, così non ci rompe più le scatole. Andiamo a Vicenza, se ci riusciamo. Nel frattempo lasciamo sempre una finestra aperta sul Treviso, perché è interessante la battaglia del capoluogo, interessante appunto anche la battaglia del capoluogo iberico, dove però sembra che non sia ancora giunto niente. No, infatti la regia mi aiuterà. Nel capoluogo iberico ci sono 112 sezioni e nessuno ancora ha dato voti. A Vicenza c'erano mi pare 10 comuni al voto: Barbarano, Mossano, Bolzano Vicentino, Castel Gomerto, Chiampo, Enego, Marostica, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Rossano Veneto e Vicenza. Attualmente Marostica e Rossano Veneto sono gli unici ad avere dato dei dati, quindi per Vicenza non sappiamo ancora di fatto nulla. Nel Padovano non dovrebbero esserci stati sviluppi, se non dell'ultima ora. Me lo confermate? Ok. E quindi io direi di andare in pubblicità, 5 minuti, 2 minuti di pubblicità, e poi torniamo qui su Twitch Channel. Nel frattempo si è fatta l'una, dovrebbero pervenire appunto in blocco tutti i dati, speriamo che sia così. Ecco. Noi ci rivediamo subito dopo la pausa.
Bentornati in diretta qui su Fisherman Channel con questo speciale sulle amministrative qui a Padova. Stiamo analizzando anche i dati di Vicenza e Treviso perché i capoluoghi sono al voto. Nel frattempo abbiamo dato la notizia che a Codevigo è stato eletto Francesco Bessio di una lista civica. Non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il Padovano, non sono pervenuti dati da altri comuni sulle sezioni scrutinate neanche parzialmente, e quindi io direi di andare a Treviso, a bussare a casa di Fisherman Channel Treviso. Ricordiamo che questa diretta terminerà non appena saranno giunti tutti i dati dai comuni. L'unico comune che può andare al ballottaggio è Pieve di Sacco, che eventualmente ci daremo appuntamento alla prossima edizione per vedere. Qualora non ci fosse una maggioranza, non è detto che non ci sia una maggioranza assoluta. A me piace pensarla che non sarà così, perché non è mai così. Andiamo a Treviso perché se ci sono qualche dato di Treviso città, vediamo se ci sono. No, ci danno neanche i dati di Treviso. Vediamo un attimo. Perché a Treviso sono così veloci? Se la regia ci aiuta con la grafica, grazie. Ecco, a Mareno di Piave e Moriago della Battaglia hanno già dato i dati definitivi, quindi hanno già 2 sindaci. A Istrana stanno in corso, Motta di Livenza in corso, Nervesa della Battaglia in corso, San Biagio di Callalta hanno eletto, Treviso in corso, Bedelago in corso. Ma perché qui a Padova non è così? Scusate. No, adesso chiamo la regia di Treviso e gli chiedo come mai da loro si sbrighino, mentre qui a Padova no. Chissà perché. Questa doveva essere la nostra situazione di schermata a quest'ora. Non è così. Bene. E io ci scherzo sopra, ma non si capisce perché siano così lenti qui a Padova. Vi ricordo che potete anche mandarci dei messaggi alla diretta, che noi, se non sono offese, possiamo anche leggere, rispondere. Siamo in diretta su Twitter, Facebook, su YouTube e Instagram. Ecco, ci mancava una. Aspettiamo appunto di avere nuovi dati. Attualmente non ne pervengono, vedo anche la schermata in basso, voi no, non la vedete, quindi se ci sono domande volentieri, anche perché qui altrimenti ci tocca mandare la pubblicità, perché non ci sono altri dati né da Vicenza né tantomeno da Treviso, a meno che non vogliamo andare proprio nei singoli comuni del Trevigiano a dare un'occhiata a chi è stato eletto. Ma visto che questo è Fisherman Channel Padova, non penso proprio che ne sia il caso. Fisherman Channel Treviso, lasciamo il lavoro di Treviso. Vi ricordo, giusto così, per passare un attimo il tempo, oggi è la festa di Fisherman Channel Padova che compie 4 anni, quindi vi ricordo tante dirette nel corso della giornata. Le vedrete su Fisherman Channel Premium 1 e Premium 2. Prossimamente inoltre vi ricordo che cambieranno i palinsesti, perché dalla settimana prossima arriva il palinsesto, quello estivo, mentre questa settimana c'è ancora quello normale. E vi ricordo anche che dalla settimana prossima no, questa settimana, giusto? Sì, perché ormai, scusate, ormai è lunedì, stiamo parlando già lunedì perché è l'1:03, quindi questa settimana vi invito a seguire caldamente, perché Fisherman Channel, perché ci saranno gli speciali, oltre appunto perché c'è il nostro compleanno, ma anche su Sant'Antonio, perché vi ricordo che il 13
c'è Sant'Antonio, quindi con la sfilata solita, e il transito invece martedì sera di Sant'Antonio all'Arcella. Ecco, questi sicuramente eventi di rilevanza da seguire su Fishmer Channel. Bene, la regia, ci sono domande? Dimmi pure. Mhm. Va bene, allora gli do un'occhiata veloce. Ci chiedete di dare un'occhiata veloce ai comuni del Trevigiano perché vi annoiate, e vi capisco, mi annoio pure io. Nel frattempo è sparito tutto di nuovo, è geniale. Perché? Perché ogni tanto sparisce tutto dalle mie schermate. Io ho due schermi che impazziscono ogni tanto. Bene. Ok, regia, Treviso. Eccoci qua. A Treviso praticamente, eccetto Castello di Godeno, stanno tutti dando dei dati. Io direi di andare su chi ha già eletto un sindaco, quindi andiamo a Mareno di Piave, che si va così, vero? Boh, ci sto arrivando. Eccolo qua. Vince una lista civica, Cattai Giampietro, contro il candidato della Lega Catalan Daniele. Vedo un risultato molto ampio, 75 e 58 per lui, ma Mareno di Piave 8.850 gli elettori totali, hanno votato 4.170, quindi il 47,11, con 87 schede non valide, di cui 25 bianche. Ecco, questa era l'elezione di Mareno di Piave. Moriago della Battaglia, anche qui un sindaco. Che mi prendete per il culo? Un solo candidato della Lega e Civica. Interessante. Sì, beh, effettivamente può succedere che ci siano queste situazioni, ecco. Bisogna vedere se... Sì, ha superato il 50%, quindi è stato eletto, nonostante fosse l'unico, perché vi ricordo che qualora ci fosse un solo candidato sindaco deve comunque avere la maggioranza, altrimenti il comune viene commissariato, quindi non si può proseguire. Con 1263 voti, quindi il 100%, vince Tonello Giuseppe. Succedono anche l'anno scorso, a Padova, nelle amministrative precedenti mi pareva di aver avuto un caso simile. Ho dei vaghi ricordi, però sì, mi pare di averne. Motta di Livenza, arrivi Alessandro della Lega Civica, è in vantaggio con 2.393 voti, 66,99 contro Tolotto Paolo di una lista civica Motta Unita 33,0. Andiamo avanti. Nervesa della Battaglia, anche qui parziale, in vantaggio Lega più Civica, Vettori Fabio col 48,35, anche qui un vantaggio abbastanza netto. Quanti elettori ci sono? 6.253 e ci sono 1, 2, 3, 4 candidati al sindaco. Interessante. Buona battaglia anche qui. San Biagio di Callalta, qui abbiamo un sindaco eletto, bene. Abbiamo il sindaco Cappelletto Alberto con 61,18, che ha battuto il candidato Lega, Forza Italia e Civica, Catto Andrea, di misura, sì, certo, 38,81 si è fermato. Dopo San Biagio di Callalta andiamo a vedere Treviso. Ci sono degli aggiornamenti per Treviso, è arrivata una sezione in più. Bene, ancora abbastanza esigui. Per fortuna che io quest'anno non ho
città di grandi dimensioni, quindi in realtà doveva essere che questa diretta stava già per finire. Non vorrei appunto fare mattina questa volta, speriamo da no. Vabbè, non chiamiamo la regia. Allora, ancora in vantaggio Conte Mario del centrodestra contro 242-284. Manilo Giovanni si avvicina, ma sì, ma penso che sarà al ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra, poi vedremo un attimo come si evolverà la situazione. Non mi pare che ci siano, almeno attualmente con i dati che vedo, dei grandi sì, appunto, perché 268 contro 242 non ci sono questi grandi spazi, quindi sì, difficilmente passerà il primo turno, ecco, e ci sarà appunto qui ovviamente Treviso, c'è la possibilità di un ballottaggio. L'ultima per il trevigiano Vedelago, Andretta Cristina, la sindaca che ha governato attualmente, lo so perché ci sono andata a fare un servizio a Vedelago in prestito alla regia di Treviso. Andretta Cristina del centrodestra, lista civica, lista Marco Perin, Lega Indipendenza Veneta, Lega Veneta Repubblica, poi leggo male, 69-38 contro Quadrato Paolo 17 e 29. Sì, qua anche se sono state scrutinate 6 su 18 vedo particolarmente una distanza ampia. Ecco, da Treviso per il momento è tutto, lo archiviamo Treviso. Andiamo a vedere se ci stanno arrivando dei dati cortesemente dalle altre. Cortesemente. Sì, c'è. Boh. Aspetta, dimmi anche quale, così vado direttamente. Ok. Eletto? E potevi dirmelo, interrompevo Treviso, perché tanto a Treviso la stiamo... Vabbè. Ok, abbiamo un sindaco eletto, non ci hanno interrotto per leggere i dati, a Maserà, quindi andiamo subito a Maserà. A Maserà non hanno inviato i dati parziali, hanno dato quelli definitivi. Andiamo subito a Maserà, regia, anche le immagini. Eccoci qua. Allora, a Maserà, anche qui vedo una situazione analoga a quella di, mi pareva, Codevigo, avessimo analizzato prima, dove il Movimento 5 Stelle è arrivato ultimo, quindi il partito più grande è arrivato ultimo. A vincere Volponi Gabriele della lista civica Uniti per Maserà e Bertipaglia con il 46,30, 1963 per lui i voti, seguito da Benettollo Alessandro 1164, 27,45% per lui della lista civica con i cittadini per Maserà e Bertipaglia. A seguire in terza posizione il Movimento 5 Stelle, non distaccato di molto al 26,23 con 1112 voti. Al sindaco eletto Volponi Gabriele e alla sua lista civica vanno 8 seggi, mentre a Benettollo Alessandro della lista civica con i cittadini per Maserà Bertipaglia 2 seggi, e al Movimento 5 Stelle anche 2 seggi. Andiamo a vedere un attimo le percentuali. Allora, i votanti sono stati in questa tornata 4.310, quindi il 58,91 su 7.316 votanti totali. Schede non valide sono state 71, di cui 25 bianche. Io mi chiedo, ma perché andate a votare schede non valide? Qual è il divertimento di votare le schede non valide? Non lo so, lo dovrò scoprire. Bene, questo era l'aggiornamento per quanto riguarda
la nostra provincia di Padova. Ci sono aggiornamenti altri? Allora magari andiamo a Vicenza a vedere un pochetto la situazione per quanto riguarda il Vicentino. Un attimo, eccoci qua. Se non ci sono, no, aspetta, chi è che avevamo fatto? Maserà. Archiviamo Maserà, la mettiamo anche alla fine, così poi riusciamo a non impappinarci con i dati. Se la regia mi aiuta anche con le schermate per Vicenza. Ok, adesso dovrebbe comparire anche Vicenza, eccola qui. A Vicenza sono arrivato finalmente Vicenza, il capoluogo. Bene, quindi andiamo ad analizzare il capoluogo, che è la cosa più interessante, presumo. Anche qui mi fa rido, perché 2 sezioni su 112. Quanti voti mi stai dando? Su cosa ci stiamo basando attualmente? Su 39 voti. Ok, prendeteli molto con le pinze, perché 39 voti su 87.225 elettori mi pare una fetta un po' piccola di popolazione per poterci basare su dati sicuri. Comunque attualmente Rocco Francesco del centrodestra è in vantaggio rispetto al centro-sinistra, e quindi stiamo parlando di Rocco Francesco 61,53, 24 voti per lui. Della lista civica Rucco sindaco, Lega, Forza Italia, lista civica Cicero Impegno a 360 gradi, il Popolo della Famiglia Civica e Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda il secondo centro-sinistra, Dalla Rosa Otello 35,89, 14 voti per lui. Prendeteli molto con le pinze, qua tutto può cambiare, perché con dati così piccoli veramente è un attimo. Sostenuto dal Partito Democratico, lista civica Vinova, lista civica Da Adesso in Poi, lista civica Quartiere al Centro, lista civica Coalizione Civica. Ecco, terza posizione, un voto per Albertin Filippo di Potere al Popolo, 2,56. Nessun voto per Bano Leonardo, Equizi Francesca e Maroso Andrea, tutti di civiche, eccetto Equizi che è di Grande Nord e altri. Bene, al momento anche da Vicenza non ci sono aggiornamenti. Ricordo che a Vicenza non c'è più la possibilità per il sindaco uscente di ricandidarsi, quindi chiunque arriverà sarà una new entry. Molto probabilmente ci sarà un ballottaggio, qui è possibile ed è anche molto probabile che ci sarà. Al momento, se non ci sono altri dati, non penso, meno che non me lo diciate. Me lo tenete nascosto? No? Se avete domande anche da casa potete farle, poi verranno girate. Non dovrebbero esserci aggiornamenti. Io direi di andare anche nel veneziano. A sto punto tanto abbiamo invaso la regia di Treviso, quella di Vicenza, tanto vale invadere anche quella di Venezia, tanto non si offendono. Eccoli qua, anche perché sono andato io a fare i servizi preelettorali a Venezia, quindi li conosco, San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Regia, un attimo se mi aiuti anche con le immagini. Bene, al voto erano 4: Martellago, Pianiga, San Donà di Piave, come vi dicevo, e San Stino di Livenza.
San Donà di Piave e San Stino sono i due comuni grandi, mentre Martellago è medio. Andiamo a vedere un attimo, beh, l'unico San Stino di Livenza che sta già pervenendo. Allora, beh, ricordiamo intanto una cosa: a San Stino di Livenza non c'è la possibilità di ballottaggio, è grande ma non abbastanza. Gli elettori sono 11.099, quindi non sono sufficienti per un ballottaggio. È comunque un comune grande. San Stino di Livenza attualmente vede in vantaggio Cappelletto Matteo col 41,07, 449 i voti per lui della lista civica Livenza. Canali Giuseppe di Lega e Civica a 406, 37 e 14. Quante sezioni? 2 sezioni su 12. La situazione si può ribaltare molto facilmente, perché è un vantaggio di circa 49 voti, non è che siano molti, quindi anche per il terzo ci può essere, sì. In realtà è una situazione molto malleabile. Attualmente in terza posizione vediamo Sultodino con 162 voti, 14,82 di centrodestra, Liga Veneta, Fratelli d'Italia Civica. Ultimo il Movimento 5 Stelle con Misso Gabriele, 76 voti, 6,95. Ecco, questi per il momento i dati per quanto riguarda San Stino di Livenza. Gli altri non sono pervenuti, quindi al momento non possiamo dare altre informazioni sul veneziano. A me piacerebbe capire che stanno facendo i nostri, perché un attimo. Ok, grazie. Lupus in fabula, i nostri hanno fatto qualcosa. 2 i sindaci che adesso andiamo a vedere. Mi dicevano Megliadino San Vitale, che dovrebbe essere il primo perché ha solo 2 sezioni e 1000 elettori neanche, quindi andiamo subito a Megliadino San Vitale, se lo trovi, se mi aiuta anche la regia con la grafica. Megliadino San Vitale, grafica, ecco. Allora, Megliadino San Vitale ha eletto Mizzon Silvia con il 46,80% di preferenze. Megliadino San Vitale, ricordiamo, ha 1635 abitanti e si sono recati alle urne solo 965 abitanti, pochi. Quindi vince Mizzon Silvia della lista civica per Megliadino Civica Vitale, seguito da Danese Samuele della lista civica Dignità e Rispetto, seguito da Mussolin Massimo della lista civica Uniti per Megliadino. I corrispettivi dati sono di, allora, per quanto riguarda Mizzon Silvia, 46,80, 432 i voti, Danese Samuele 321 voti, 34,77, Mussolin Massimo 170 voti, 18,41. Alla vincitrice vanno 7 seggi, 2 a Danese Samuele, mentre un solo seggio per la lista civica Uniti per Megliadino. Ecco, questi dati di Megliadino San Vitale. Ricordo il comune che non si è unito per Borgo Veneto e che adesso continuerà la sua esperienza da piccolo comune. Ecco, fieramente. Mizzon Silvia andrà al suo comando, dicevamo 965 i votanti, 42 le schede non valide, di cui 21 bianche. Andiamo subito, cambiamo scena, perché archiviato Megliadino San Vitale abbiamo un altro comune di cui ci è pervenuto il dato definitivo, che è Garzignano Terme, che avevamo analizzato prima in parte. Se la regia mi manda la grafica.
Grazie. Adesso lo vedo anch'io. Vince Masin Riccardo con 1642 voti, l'80,49% per lui della lista civica Uniti per Garzignano Terme, seguito da Converti Claudio della lista civica Vivere Garzignano. 398 i voti per lui, 19,50. Ecco, un'ampia maggioranza per Riccardo Masin che vince con 1642 voti. Gli elettori totali erano 3804, di cui si sono recati a seggio 2101 e sono state registrate 61 schede bianche non valide, di cui 21 bianche, nessun voto contestato. Ecco, 4 le sezioni che dovevano esprimersi, e quindi qui vince Riccardo Masin. 8 i seggi per lui, mentre 4 per Converti Claudio. Bene, anche da Garzignano Terme archiviamo la pratica. Attualmente abbiamo archiviato la pratica in 4 comuni, quindi bene. Da Piave di Sacco magari ci faremo dire, visto che so che uno dei nostri inviati è a Piave di Sacco, ce lo facciamo dire da lui come sta andando questa tornata, visto che non arrivano ancora dati da Piove di Sacco. 4 i sindaci eletti, non arrivano dati parziali per quanto riguarda gli altri comuni. Mancano Borgo Veneto, Casalserugo, Mestrino, Piove di Sacco per l'appunto, Solesino e Villanova di Campo San Piero. Questi i comuni che mancano all'appello e che subito dopo la pubblicità andremo ad analizzare, sperando che arrivino nel frattempo. Noi ci rivediamo subito dopo, tra pochi minuti.
Bentornati in diretta qui su Special Channel, l'1:31 e stiamo qui su questo speciale per le amministrative 2018. Sono nel frattempo che eravamo in pubblicità pervenuti dei nuovi dati che riguardano Borgo Veneto, ovvero il nuovo comune istituito da poco. Se la regia ci supporta, andiamo subito ad analizzarli. Due i pretendenti che scriveranno la storia come primo sindaco di Borgo Veneto. Uno solo vincerà. Attualmente in vantaggio Sigolotto Michele con 287 voti, 55,94% attualmente, con una sezione scrutinata, quindi ancora una percentuale sì, significativa, ma non troppo. Bordin Daniela 226 i voti per lei, 44,05. Tutto si può ribaltare perché appunto è stata scrutinata una sola sezione su 7. Ricordiamo che Borgo Veneto, appunto, essendo il nuovo comune, quindi una fusione tra 3 comuni, è un po' distaccato e anche sui voti probabilmente avrà delle divergenze territoriali possibili. Due i candidati, entrambi di civiche. Vedremo come andrà a finire. Al momento Sigolotto Michele è in vantaggio. Bene, non ci dovrebbero essere aggiornamenti per quanto riguarda la situazione padovana. Poi chiedo logicamente sempre il supporto della mia regia, che eventualmente tenderà a darmi informazioni, e mi dà informazioni. Scusate. Ok, bene. Ci stanno pervenendo piove di sacco che stavo appunto sentendo prima durante la pausa pubblicitaria. Abbiamo anche appunto sul posto piove di sacco uno dei nostri inviati che dovrà poi realizzare il servizio per il telegiornale di domani, ma ci arrivano anche appunto i dati ufficiali da piove di sacco che andiamo subito ad analizzare logicamente, poi trovando la piove di sacco, eccola qua. Sono ancora parziali, però danno già una buona visione. Li stavo guardando io in anteprima e adesso, se la regia, eccola, se la regia ci supporta, le andiamo a commentare insieme. Attualmente sono state scrutinate 4 sezioni su 20. Attualmente vede in testa la situazione Gianella Davide, che che è il sindaco uscente, se non erro. Poi la regia mi aiuterà o mi bacchetterà. Sostenuto da Lista Civica Piove Civica, Lista Civica Piove Democratica e Lista Civica Lista per Corte. 1801 i voti per lui, 50,80% contro i 1686 voti, 47,55 di Andrea Recaldin. Quindi una situazione quasi a pari merito, solo 200 voti di scarto. In questo caso ci sarebbe un ballottaggio, perché ricordiamo Piove di Sacco è l'unico comune che può andare al ballottaggio, e in casi vediamo anche, ecco, la terza posizione per Tardivello Chiara Patrizia, 58 voti, 1,63 Rifondazione Comunista. In caso di ballottaggio non sappiamo se ci siano delle logiche, poi si vedranno anche in settimana, di apparentamento, però è molto più verosimile che Tardivello si vada
eventualmente a sommare alle liste di Gianella Davide piuttosto che a Recaldina Andrea. Questo lo vedo abbastanza improbabile, ecco, che Rifondazione Comunista sia lei con le liste di destra. Per il momento da Piave di Sacco è questa la situazione, quindi una situazione che vedrà un ballottaggio molto probabilmente con un leggero vantaggio del sindaco uscente Gianella Davide. Ecco, questa è la situazione al momento. Se non ci sono altri aggiornamenti sulla situazione per quanto riguarda il Padovano, chiedo conferma alla regia, me li fate, ecco, grazie. No, non ci sono aggiornamenti, quindi io direi di andare a, se la regia mi supporta sempre, a Treviso, perché eravamo a Treviso prima. Interessante la battaglia proprio della città trevigiana, una città, il capoluogo strategico, e andiamo a Treviso con le immagini della regia. Hanno scrutinato attualmente 11 sezioni su 77, quindi iniziano un pochetto. Sempre in vantaggio Mario Conte, quindi il candidato di centrodestra col 54,56, 2234 i voti per lui contro 1630, 39,81 per Manildo Giovanni. Ora, difficilmente si passerà al primo turno perché c'è una ancora non c'è una maggioranza schiacciante, diciamo, però ci sono buone possibilità per il candidato di centrodestra di avere una posizione in avanti rispetto all'uscente Manildo che ha governato finora. Vediamo il Movimento 5 Stelle in terza posizione. Movimento 5 Stelle che per le elezioni amministrative non ha appoggiato la coalizione di centrodestra, cosa che accade invece per la Lega, Movimento 5 Stelle come apparentamento nazionale. Indiscrezioni dicono che non dovrebbe accadere, quindi in un eventuale ballottaggio non dovremmo comunque vedere questo apparentamento centrodestra con il Movimento 5 Stelle, anche perché appunto il centrodestra attualmente è unito, non so quanto verrebbero considerati dagli altri alleati. Tutto può succedere, questa è Treviso, poi vedremo anche, poi logicamente sappiamo che anche se è una piccola città quello che avviene qui si riflette in parte sul nazionale, quindi poi si vedrà. Bene, questi i dati per il momento per Treviso, non ci sono aggiornamenti dal Padovano, se mi confermano. E quindi io direi attualmente di andare in pubblicità, così nel frattempo ci rischiariamo le idee, facciamo passare i cammelli perché qua sta diventando caldo. Se ci sono domande vi ricordo basta farle, poi verranno lette e le risponderà il nostro team tecnico, così a meno che non siano particolarmente interessanti che le legga io in diretta. Bene, pubblicità, poi ci rivediamo tra pochissimo.
Bentornati in diretta qui su Fisher Channel, l'1:46. Attualmente non ci sono variazioni per quanto riguarda le sezioni scrutinate qui nel Padovano, non ci arrivano nuovi risultati, quindi andiamo a vedere un po' quello che sta accadendo a Vicenza. Attualmente a Vicenza sono state scrutinate 3 sezioni con la grafica, la regia ci può aiutare. Attualmente in vantaggio come prima Francesco Rucco con 229 voti, 53,50%, mentre in seconda posizione troviamo Dalla Rosa Otello con 43,92, il candidato di centrosinistra. Terza posizione per il Potere al Popolo attualmente con Albertin Filippo, 4 voti, 0,93. Bano Leonardo 0,93, anche lui 4 voti, Lista Civica no privilegi politici. Equizi Franca di Grande Nord 2 voti, 0,46. Chiude Maroso Andrea con 1 voto, Lista Civica Siamo Veneto. Ecco, queste sono attualmente le posizioni per quanto riguarda le votazioni a Vicenza. Quindi centrodestra in avanti al momento sia a Vicenza che a Treviso. Non ci sono aggiornamenti per il Padovano, quindi in questo caso diventa un po' noioso, a meno che non andiamo ad analizzare alcuni dati. Io vi ricordo che tutti i dati definitivi li troverete poi oltre che sui nostri social, in cui verranno pubblicati e stanno venendo pubblicati dal nostro team tecnico, almeno i dati definitivi che trovate su Twitter. Poi comunque analizzeremo la situazione, ovvero quello che è successo nei telegiornali di domani a partire da Morning News alle 4 come al solito. Poi più approfonditamente alle 12 e alle 20:30, ovviamente con i servizi dai comuni dove sono stati eletti, sempre su Fisher Channel. Attualmente appunto non ci pervengono altri dati. Vediamo se si è aggiornato, magari ok, non ci perviene altro. Direi di andare a Treviso. Andiamo a Treviso perché qui non c'è molto da fare, se Treviso ha fatto qualche differenza, sì, di poco, veramente di poco. A Treviso attualmente sono state scrutinate, se la regia ci aiuta così magari si può vedere anche a casa, 14 sezioni su 77, quindi un peletto, un piccolo passo in avanti. 3048 i voti per Mario Conte, 55,87, contro i 2055 di Manildo, 37,67. Attualmente si sta iniziando a creare un gap di 1000 voti, quindi inizia a separarsi. Sembra appunto che il sindaco uscente non trovi consensi sufficienti per essere attualmente rieletto. Poi logicamente Treviso andrà al ballottaggio, vedremo. Ricordiamo che oggi c'è stata anche appunto una diminuzione sui votanti, verosimilmente in un ballottaggio potrebbero diminuire ulteriormente, perché adesso siamo sotto estate e quindi molti partiranno, vedremo un attimo, ma verosimilmente ci saranno dei dati ancora inferiori per quanto riguarda l'affluenza. Ecco, questo per quanto riguarda la situazione a Treviso. Non ci sono
aggiornamenti sul Padovano, almeno che noi sappiamo. Poi la regia logicamente come al solito ci deve supportare e sopportare. Ci sopporti regia? Ci sono dati? Ok. Ci fanno cenno di no, quindi al momento non ci sono dati per nessun comune significativo che stiamo controllando, quindi niente per Vicenza, Treviso o comuni della provincia di Padova. Io direi di tornare in pubblicità, poi ci aggiorniamo. Adesso in questo momento attendiamo solo gli ultimi comuni per comunicare cosa accade, e poi logicamente appena ci saranno arrivati anche l'ultimo finirà qui questa diretta su cosa è successo. Oddio, che ha fatto la regia? Impazzita. No, sono impazziti gli schermi, ok. Piccoli problemi tecnici. Poi appunto la diretta termina quando ci saranno pervenuti tutti i voti. Mentre, visto che è l'1.53, su Twitch Channel Premium 1 vi ricordo News Night che sta andando in onda, probabilmente anche loro con i dati che gli stanno pervenendo. Noi ci rivediamo subito dopo la pubblicità.
Bentornati su Fisherman Channel, sono le 2 e un minuto, attualmente continuano a non pervenirci dati, ecco perché facciamo pubblicità così lunghe, non perché siamo antipatici o perché ci divertiamo. Attualmente appunto non pervengono nuovi dati su sedi scrutinate, quindi noi continuiamo ad avere i dati precedenti, i 4 comuni nel Padovano in cui è stato già eletto il sindaco, e non ci sono attualmente aggiornamenti. Ecco, questo è quello che sappiamo. Stiamo attendendo risultati da Piove di Sacco, dove c'è il nostro inviato, che però al momento non ci ha ancora dato particolari eh, significativi, diciamo, che conferma il fatto che ci sia questo testa a testa tra centrodestra e sindaco uscente. Per il momento non ci sono particolari aggiornamenti neanche sulla situazione di Treviso, dove però si consolida in alcune sezioni il voto per il candidato di centrodestra. E quindi, se non ci sono domande e la regia non me ne aveva passate prima, attualmente io direi di lasciare una schermata informativa e poi di ricollegarci in diretta qualora ci fossero degli aggiornamenti significativi. Non ha molto senso parlare del più e del meno. Quindi adesso mandiamo un attimo la schermata di pubblicità, poi chiedo alla regia se cortesemente riesce a farci una schermata sulla situazione attuale, e poi appunto qualora ci fossero degli aggiornamenti significativi ci torneremo a collegare qui dallo studio 5 di Fisherman Channel. Nel frattempo stiamo comunque controllando anche durante la diretta che non cambi la situazione, perché la situazione potrebbe evolversi in qualsiasi momento con appunto voti. Sì, in effetti pare che sia aggiunta una sezione su Borgo Veneto. Quindi vabbè, andiamo a vedere questa sezione su Borgo Veneto, che andrà a confermare o ribaltare il voto precedente. Ricordiamo che a Borgo Veneto, il nuovo comune che debutta, ci sono 7 sezioni, e con l'aiuto della grafica andiamo a Borgo Veneto. Non so se sia già aggiornata la grafica con gli ultimi aggiornamenti. Eccoci qua. Sì, si è consolidata la posizione di Sigolotto Michele della lista civica Borgo Veneto 3.0 con 694 voti, che conduce con il 62,07%, rispetto a Bordin Daniela della lista civica Uniti per Borgo Veneto con 424 voti, 37,92% i voti per lei. 2 le sezioni scrutinate, 6.309 gli elettori possibili totali. Ecco, non ci sarebbero aggiornamenti neanche da Piove di Sacco, dove appunto la situazione è ferma in bilico, ma comunque consolidata dalla parte del sindaco uscente, che comunque probabilmente è situazione che porterà al ballottaggio. Bene, non ci sono aggiornamenti. Qualora ce ne fossero, interromperemo la sezione pubblicitaria per darveli. Noi ci rivediamo e ci aggiorniamo appena ci sono degli aggiornamenti.
Bentornati in diretta qui su It's Fishmar Channel, sono le 2:17 e sono arrivati finalmente i dati dal Solesino, dati già definitivi, quindi non si passa neanche per il via, che andiamo subito a vedere e a commentare. Un attimo, se la regia ci passa anche la schermata. Ecco, perfetto. Solesino è stata eletta Elvi Bentani, scusate, con 1299 voti, il 34,58% di preferenze. Lista civica Insieme per Solesino. A seguire Bardonazzo Sandro con 995 voti, 26,49, della lista civica Nuovi Orizzonti per Solesino e Arteselle, seguito da Fusaro Nicola, lista civica Solesino e Vanzetto Luigino, lista civica Solesino Paese Nostro, rispettivamente con 24,22 e 14,69. Elvi Bertani, sindaco eletto, ha 8 seggi, 2 per Bardonazzo Sandro, 1 per Fusaro Nicola e 1 per Vanzetto Luigino. Ecco, questi sono le posizioni, 5.734 gli elettori totali, mentre si sono presentati alle urne 3.833. Sono state constatate 77 schede non valide, di cui 33 bianche e 0 contestate. Ecco, questi sono i dati anche per Solesino che ci sono appena pervenuti. Bene, non ci dovrebbero essere ancora altri aggiornamenti, se non dei lievi rafforzamenti per quanto concerne Piove di Sacco, dove è arrivato un dato di 9 sezioni su 20, consolidando il dato precedente che andiamo a vedere con l'aiuto sempre della grafica. Eccolo qui, dove Gianella Davide, sindaco uscente, si rafforza con 2.612, 51 e 35 contro i 2.399, 47 e 16 di Recaldin Andrea, quindi circa 300 voti di scarto attualmente per Piave di Sacco, che andrà probabilmente sicuramente a ballottaggio. Ecco, per il momento non ci sono altri aggiornamenti, quindi torniamo in pausa pubblicitaria affinché non ci sia qualcosa di più concreto e poi torniamo nuovamente qui in diretta.
Bentornati su Fisher Channel News, ci sono aggiornamenti finalmente significativi per riprendere la diretta. Sono arrivati i dati definitivi da Mestrino, anche qui non sono arrivati parzialmente ma tutto d'un colpo, e quindi li andiamo subito ad analizzare con l'ausilio della regia. Ecco. A vincere e diventare sindaco è Agostini Marco con la lista civica per Mestrino. 2864 i voti a favore per lui, con il 63,20%, conquista 11 seggi. Bano Barbara in seconda posizione con la lista civica Fare Comune, 1153 voti, 25,44%, 4 i seggi conquistati da lei, mentre un solo seggio per Provenzano Manuela, la candidata del Movimento 5 Stelle, che si ferma a 514 con 11,34% di preferenze. Ecco, anche qui il dato significativo è che l'unico partito, e peraltro Movimento 5 Stelle, è arrivato ultimo, già il terzo caso in cui il Movimento 5 Stelle corre come unico grande partito e arriva ultimo. Quindi non un caso isolato, quello di Mestrino. 9 le sezioni che sono state scrutinate, 4.604 gli elettori che si sono recati alle urne su 8.642, 73 le schede non valide, di cui 25 quelle bianche. Ecco, questa è la situazione di Mestrino che andiamo ad archiviare. Ci sono degli aggiornamenti anche per quanto riguarda la partita di Treviso, che andiamo subito a guardare. Attualmente a Treviso si è aggiornata in questo momento. Attualmente a Treviso sono state scrutinate 27 sezioni su 77, quindi dai, iniziamo un po' ad avere dei dati più seri. 6.476 i voti a favore di Mario Conte del centrodestra, 53,65% la percentuale. Giovanni Manildo 4.748 voti, 39,34% per lui. Attualmente sono separati da quasi 2.000 voti, quindi si sta ingrandendo il gap. Pare chiaro appunto che il sindaco uscente non abbia riscosso tutto questo consenso. Andiamo poi a vedere terzo il Movimento 5 Stelle con 437 voti, 3,62%. Quarta Caldonato Maristella con la lista civica Tu Treviso Unica con 195 voti, l'1,61%. Caibi Said, Sinistra Coalizione Civica, 141 voti, 1,16%. Conclude con D'Urso Carla del Popolo della Famiglia con 72 voti, 0,59%. Questa è la battaglia di Treviso. Ci spostiamo a Vicenza, dove attualmente sono state scrutinate, se non ci sono cambiamenti, 17 sezioni su 112. Conduce ancora Francesco Rucco, sempre del centrodestra, con 49,10, 2.896 i voti per lui, seguito da Otello Dalla Rosa con 2.765, 46,88. Inferiore qui a Vicenza il gap tra il primo e il secondo. A seguire Albertin di Potere al Popolo, 76 voti, 1,28. Maroso Andrea della lista civica Siamo Veneto, 68, 1,15. Equizi Franca, 47 voti, 0,79 di Grande Nord e altri. E Bano Leonardo della lista civica No Privilegi Politici,
46,077% per lui. Bene, andiamo in pubblicità. Rieccoci, voglio scusarmi per la brutalità con cui si è interrotto il collegamento perché ci sono stati dei problemi tecnici seri qui in regia, quindi adesso niente di preoccupante, comunque giusto per dirvelo, ecco, no, perché si era interrotto un po' bruscamente. Non ci sono aggiornamenti, quelli che vi stavo dicendo riguardavano Treviso e Vicenza, dove abbiamo visto che i candidati di centrodestra sono avanti a Vicenza, non incisivamente, più a Treviso. Comunque diciamo che il centrodestra in questo scenario è in avanti. Per quanto riguarda la situazione invece nel Padovano, attendiamo di capire quando arriveranno Villanova di Campo San Piero, che manca totalmente all'appello. Piove di Sacco è ancora in corso di scrutinio, ma sicuramente andranno al ballottaggio. E attendiamo di sapere il destino di Borgo Veneto e di Casal Serugo. Borgo Veneto che è ancora in corso, mentre Casal Serugo probabilmente ci manderà i dati già terminati, ecco. La trasmissione riprenderà appena arriveranno questi dati e noi per il momento ci aggiorniamo a tra poco.
Eccoci in diretta perché sono arrivati dei nuovi aggiornamenti. Andiamo subito a Villanova di Campo San Piero con le immagini perché anche qui si è saltati i pali in frasca. Tutte le sezioni scrutinate sono ora pervenute. Bottaro Christian diventa sindaco con 2.482 voti, 77,68% le preferenze per lui. Nella lista civica Rinnoviamo Villanova, seguito da Marcato Chiara, 421 voti, 13,17. Nella lista civica Villanova sei tu, seguita infine da Bettin Dennis della Lega, 292 voti, 9,13 per lui. Ecco, questi i risultati a Villanova di Campo San Piero. 8 seggi per Bottaro Christian, 2 per Marcato Chiara e 2 anche per Bettini Dennis. 46 schede bianche, no scusate, 46 schede non valide, di cui 16 bianche. Questa è la situazione attualmente a Villanova di Campo San Piero e con questa sono più o meno pervenuti tutti i risultati, anche se alcuni parziali come a Piove di Sacco e Borgo Veneto. Attendiamo tuttavia se non è arrivato Casal Serugo, mentre per quanto riguarda le altre battaglie, almeno quella di Treviso, ci conferma la regia di Treviso che almeno per quanto riguarda la situazione attuale, loro ne sanno di più perché sono sul territorio, Mario Conte potrebbe vincere al primo turno senza dover passare per il ballottaggio. Infatti vediamo che il suo risultato del 53 si consolida con 8.000 voti su 6.000 di Manildo, e quindi potrebbe già passare al primo turno e vincere a Treviso senza neanche dover appunto andare al ballottaggio. Situazione invece un po' diversa a Vicenza, dove tuttavia non c'è un assoluto risultato. 49,64 si è addirittura abbassato sulla media, mentre 46,62 il contendente della sinistra. Certo, vincere Treviso al primo turno sarebbe, in questo caso sembra che sia un gran colpo, perché Treviso esce da un'amministrazione di sinistra e cambierebbe totalmente, e soprattutto Manildo non verrebbe riconfermato, quindi il suo lavoro essenzialmente non verrebbe supportato dai cittadini per quello che è stato fatto. Bene, questa è la situazione attuale, non ci sono altri aggiornamenti. Torneremo ad aggiornarvi qualora arrivasse appunto Casal Serugo, che è uno dei pochi comuni che manca ancora totalmente. Beh, non abbiamo ancora un'idea di Casal Serugo. Ci vediamo tra poco appena arriverà qualcos'altro.
Bentornati su Zwischamer Channel News. Prima di salutarci andiamo a riepilogare quelli che sono i dati complessivi di questa tornata delle amministrative. Sono le 3:24, ecco i dati complessivi giunti finora in redazione. Intanto andiamo subito a vedere i voti, l'affluenza per quanto riguarda i votanti. Ecco, un attimo con la regia. Dicevo, sono le 3:25 di notte. Queste sono le notizie giunte finora per quanto riguarda la tornata elettorale amministrativa. Andiamo a vedere i risultati ufficiali delle 23 per quanto riguarda l'affluenza. La regia ci mostra, eccoli qua in dettaglio. Alle 23 avevano votato il 60,04% degli aventi diritto a Borgo Veneto, a Casal Serugo il 72,15%, a Codevigo il 54,19%, a Gazzignano Terme il 55,23%, a Maserà il 58,91%, a Meliadino San Vitale il 59,02%, a Mestrino il 53,27%, a Pieve di Sacco il 61,45%, a Solesino il 66,84%, a Villanova di Campo San Piero il 66,04%. In generale c'è stata una diminuzione per quanto riguarda l'affluenza che riguarda tutta la provincia di Padova. La percentuale precedente era del 66,79%, mentre in questa tornata è stata del 60,49%. Adesso andiamo a vedere i comuni giunti finora qui per quanto riguarda i risultati definitivi con sindaco eletto. Sono le 3:27, quindi attualmente mancano ancora 3 comuni, 2 in corso di spoglio, mentre uno non pervenuto totalmente, Casal Serugo, mentre in corso di spoglio ancora sono Borgo Veneto e Piove di Sacco. Andiamo a vedere, partiamo proprio da Borgo Veneto, che è il nuovo comune nato dalla fusione dei 3 precedenti. Vede in vantaggio attualmente Sigolotto Michele col 62,07, seguito da Bordin Daniela della lista civica Uniti per Borgo Veneto con il 37,92. La sfida non è chiusa, sono state scrutinate solo 2 sezioni su 7 e quindi stiamo ancora attendendo i dati. Per quanto riguarda Casal Serugo invece la sfida è tutta aperta, non è ancora pervenuto niente in questo orario, e la sfida è tra Sartorato Cristian, Cecchinato Matteo e Danieli Alberto. Andiamo ora a Piove di Sacco, dove le percentuali attuali potrebbero dar ragione a Gianella Daniele, sindaco uscente, seguito da Recaldin Andrea col 46,85. Il 51,93 attualmente potrebbero consentirgli, sempre che non ci siano variazioni significative, di passare al primo turno. Attualmente sono state scrutinate 19 su 20 sezioni. Terza Tardivello Chiara Patrizia con 1,20% di rifondazione comunista. Adesso andiamo a vedere invece, con l'aiuto della regia, i comuni che hanno già eletto un sindaco. Cominciamo da Codevigo, dove è stato eletto Francesco Vessio della lista civica La Scelta con 57,63%, 1577 i voti per lui, seguito da Agatea Valentina col 22,22 e Mantovan Claudio del Movimento 5 Stelle col 20,13. Andiamo a Maserà, dove a trionfare è stato Gabriele Volponi
con il 46,30 della lista civica Uniti per Maserà e Bertipaglia, seguito da Benettolo Alessandro con il 27,45 e Gallocchio Filippo con il 26,23 del Movimento 5 Stelle. Andiamo ora a Megliadino San Vitale, dove a trionfare è stata Silvia Mizzon con il 46,80%, seguito da Samuele Danese con il 34,77 e Mussolin Massimo di una civica con il 18,41. E Arzignano Terme a vincere è stato Riccardo Masin con l'80,49%, seguito da Converti Claudio con il 19,50. Andiamo a Solesino, dove a trionfare è stato Elvi Bertani con il 34,58 della lista civica Insieme per Solesino, seguito da Bardozzo Sandro con il 26,49, Fusaro Nicola 24,22 e Vanzetto Luigino con il 14,69. Ci spostiamo ora a Villanova di Campo San Piero, dove Bottaro Christian vince e si riconferma con il 77,68 con la lista civica Rinnoviamo Villanova, seguito da Marcato Chiara, lista civica Villanova sei tu e Bettini Dennis della Lega con il 9,13. Finiamo ora con il comune di Mestrino, dove a vincere è stato Marco Agostini con il 63,20%, seguito da Bano Barbara e con il 25,44 e chiude Provenzano Manuela con 11,34 del Movimento 5 Stelle. Questi i dati finora pervenuti alle 3:31 di notte. Per quanto riguarda la provincia e le elezioni dei capoluoghi a Vicenza, attualmente Rucco è in vantaggio, ma non sufficiente attualmente per non andare al ballottaggio contro Otello Dalla Rosa. Invece a Treviso Mario Conte sembra che potrebbe passare già il primo turno con il 52,67 contro l'uscente Giovanni Manildo, che si ferma per ora al 40,09. Ancora molte le sezioni da scrutinare in entrambi i casi e vedremo un attimo domani mattina con i prossimi aggiornamenti del telegiornale se la situazione si evolverà e come si evolverà. Bene, per questa edizione del telegiornale è tutto, grazie per averci seguito e grazie per aver seguito anche questa diretta lunga, durata circa 4 ore. Noi ci vediamo alle 4 con Morning News. Bene, saluto anche appunto gli amici di YouTube che ci hanno seguito fino a qui. Adesso il telegiornale è stato appena registrato. Non ci sono aggiornamenti di nessun tipo, quindi la diretta appunto terminerà qui qualora in questo momento non arrivasse un aggiornamento, che non arriva ancora, e quindi appunto io vi do appuntamento a Morning News alle 4, quindi tra circa 30 minuti, e dove ci vedremo anche degli ospiti e analizzeremo questi dati del voto. Bene, grazie per averci seguito in questa lunghissima notte e buonanotte, appunto, forse sarebbe meglio buongiorno dire, perché ormai è giorno. E io vi ricordo inoltre che oggi è il compleanno di Zwishamar Channel, quindi su Zwishamar Channel Premium 1 e Premium 2 vedrete molti speciali, molti eventi dedicati appunto a questi primi 4 anni insieme. Zwishamar Channel News termina qui, grazie per averci seguito e buona serata.